Buonasera, mi chiamo Lucia Tirapila e sono tabaccara e scannaciumme coppa. Tengo un marito che non è buono a niente. Sta sempre in do caffè e io che trisetta da mattina a sera. Allora io l'ho già cacciata dalla tabaccheria perché avevo riesta sbagliata a tutte le clienti. Bella sta cos'è? Per fortuna che tengo un figlio mio bello che si chiama Biagio e insieme a esso un germamma a fatica. Che l'apoteca nostra, disgraziatamente, sta proprio a fianco alla parrucchiere Coppa, che la femmina ha nominato a sora Teresa, dicendo brutte cose assai, Uè, capera, non sputa in gelo che non faccio te torna. Bella sta cosa, Che noi e Coppa siamo brava gente, ma che la capera, per parecchi anni, ha spremuto la povera sora mia, con una mesata senza contributi, perché era stagista. Già, ma uno è stagista per 15 anni, Bella sta cosa, Signor Sindaco, voi dicite che va tutto bene, che le multe per le detenzioni canine si mettono sulla chi è sprucia dalla guardia. Che le zambate ci fanno tutte che le cavone e a guardia vota a capo per non guardare. Bella sta cosa, Poi, lo sapete che è successo ieri sera? Cire Maritte, che con un chiodo hanno disegnato un pesce in coppa cofana dalla macchina soi. E allora? E allora hanno dovuto spostare la data dell'unione civilista. Bella sta cosa, Cascanna giummo si respira una brutta aria. I razzisti e gli omofobitici stanno esagerando. Un paese così bella, ma tanto arretrato. E ricordiamoci tutto quanto, che esiste pure una violenza psicologica. E mica solo a battere e allardià. E all'urdema mi avete spiegato una cosa. Signor Sindaco, ma che ci fa sto furgone do comune tutte sere andare a piazza? Che occupa due posti ai posteggi per i clienti miei. E che facciamo? Guaiamo commercio proprio su te votazioni. Parola di Lucia Tirapila, tabaccara e scannagiumme coppa.